Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E bentornati carissimi ascoltatori di Radio Libertà, sono sempre io Vittorio Le Donne, in questo caso con un look un pochettino diverso, faccio fatica effettivamente anch'io a riconoscermi, però vi assicuro che sono sempre io, pronto per questa speciale puntata di Halloween, dove andremo in questa scaletta tra storie inquietanti ed ansiogene per celebrare la vigilia di tutti i santi. Chiedo alla regia di andare subito con la prima canzone, ovvero Hanging Out del cantautore statunitense Parfum Genius. He's already gone, the trends litter the lawn like diamonds. I'm filling every pocket, bent over Tate in the yard. I'm not a bone in the dark. Birds are out, they're flat on their backs and powered down. My neck cracks a million times. My back is a worn out limousine. It's inspired, dancing with Tate in the yard, holding him on by the throat. They pour from the hill, like hissing river, down with the law, down with the law. Hanging out, all slack from the garden's open mouth. Oh, I could do this every night. Oh, I see his body listening. The jaw hangs like circuitry. I'm four on the floor in the dirt. I'm chewing his face like a hawk. I'm chewing his face like a hawk.
Ed eccoci tornati subito in onda, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con il primo di questi 5 brani che oggi sono più, diciamo, un racconto a sé stante che ci parlerà di diversi temi e di diverse storie davvero interessanti. Iniziamo appunto con questo primo brano di Parfum Genius, che d'ora in poi chiamerò con il suo nome di battesimo, ovvero Mike, per semplicità, che è un brano, diciamo, di cui può sembrare molto semplice, ma in realtà racconta un qualcosa di davvero più complesso, e per capirlo bisogna fare un passo indietro, diciamo, in quella che è la storia di questo artista, perché questo nuovo album, Glory, rispetto, diciamo, a quelli precedenti, dove sempre si raccontava il tema dell'identità e diciamo del racconto della vita dell'artista, però lo faceva, diciamo, da un punto di vista molto più positivo e anche colorato. Qui i colori diciamo e la felicità vengono sostituiti da questa musica, questi arrangiamenti che sono molto più cupi rispetto a quello che è il sound classico, molto pomposo, tendente all'art pop, appunto, di Mike. Questo qui perché raccontano, diciamo, degli avvenimenti e delle storie più traumatiche, appunto, a cui bisogna fare riferimento, tornando indietro a quello che è l'inizio della vita dell'artista, che fin da giovane ha dovuto convivere con dei momenti molto difficili, che ha poi trasmesso appunto in questo album, scritto appunto per raccontare quella che è un pochettino la sua autobiografia. Innanzitutto bisogna partire dal fatto che appunto lui è originario di Seattle, e questo qui è molto importante, lo racconta in tutto l'album, e di come questa sua origine, diciamo, di questo mondo, questa città molto importante sia a livello artistico, però molto più periferica degli Stati Uniti rispetto ai grandi centri, e che quindi diciamo in alcuni casi può essere anche più chiusa a livello mentale. Questo qui è quello che ha vissuto appunto Mike da giovane. Lui appunto, essendo omosessuale, ha vissuto diversi traumi in famiglia, in quello che era il suo appunto il suo nucleo familiare, ma non solo. In tutta la sua vita, soprattutto scolastica, ha dovuto affrontare bullismo e minacce da parte dei suoi compagni, e diciamo che questo ha contribuito molto a creare delle cicatrici, a creare delle sofferenza che poi lui ha trasmesso nei suoi album, ma non solo. Cioè, lui appunto in questa canzone nello specifico, ma in tutto l'album Glory, racconta di come la sua infanzia fosse veramente molto solitaria e molto triste. Appunto il riferimento ad uscire fuori, ad aprirsi nella canzone, è appunto un invito quasi a se stesso, bambino e ragazzo, di uscire da quello che era il suo mondo, che era quello fatto di giornate passate in casa per paura di uscire e di poter soffrire per colpa dei bulli, per colpa delle persone che gli facevano del male a causa della sua sessualità. Ma non solo, perché comunque anche il rimanere in casa lo descrive come una sofferenza, descrive la casa come un qualcosa di buio, di un posto pieno di inquietudine. E questo qui proprio perché anche in casa non riusciva a trovare quell'amore, quell'affetto di cui aveva bisogno, di cui un ragazzo della sua età aveva bisogno. E questo appunto perché i suoi genitori non erano diciamo, non erano per nulla favorevoli a sostenerlo e a sostenere quella che era il suo orientamento sessuale. Questo qui lo ha
fatto soffrire molto, quindi anche la descrizione dell'ambiente familiare è descritto appunto nella canzone come qualcosa di oscuro e che ti toglie il respiro. Però nella canzone comunque c'è, diciamo, un suo lieto fine, perché appunto racconta anche di come sia uscito, di come abbia trovato le forze di poter uscire e di potersi ribellare a questa condizione. E questo per lui è stato il trasferimento, quindi il trasferimento da quando ha finito la scuola, da Seattle a New York, diciamo, quel nuovo inizio che gli ha permesso di vivere, di uscire da quell'oscurità e per la prima volta di sentirsi accettato, di poter vivere le proprie esperienze senza che qualcuno potesse farlo soffrire o come dire, tormentarlo come era successo in tutta la sua adolescenza e tutta la sua infanzia. E questo qui è diciamo, un album molto intimo per tanti esperti poi del settore. Questo era un po' l'album della consacrazione, diciamo, dell'assoluta e piena maturità di questo artista, che ha dimostrato comunque, mettendo tutto se stesso, mettendo un pezzo così intimo della sua vita e della sua esistenza, di poter creare qualcosa sì un pochettino dai toni misti, perché è un cantato molto dolce, molto delicato, però d'altro canto un suono un po' più ansiogeno, con questo suono molto graffiante, molto gracchiante, che appunto creava un contrasto con la parte vocale, per cui sicuramente un album ben fatto e una prima storia sicuramente orrorifica per quelli che sono i temi purtroppo che la vita reale dimostra di essere molte volte più spaventosa di quello che è il mondo dell'orrore o finto che noi vediamo nei media. Però ora direi dopo questo primo pezzo appunto di Perfume Genius, di andare con la seconda canzone, c'è la canzone Ertan dei Wardroom. Säger ned, säger in i håll och skinn, djupt i blod, djupt i sin, som en vind, jag försvinn, som en vind. Jag försvinn.
Oh, ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, dopo questa canzone Ertan di Wardrum, che più di, diciamo, che una canzone per la sua cadenza e il ritmo per cui va, sembra quasi più un rituale pagano. E diciamo che è un po' l'idea appunto degli artisti dietro a questa band, e soprattutto dietro all'uomo che ha creato questa band, che diciamo è fondamentale per raccontare questa storia, ovvero Gal, appunto il frontman di diversi gruppi fondamentali norvegesi, soprattutto appunto per quanto riguarda questa band e di quella che diciamo per cui è più ricordato, ovvero i Gorgoroth. Diciamo che questo pezzo e questo album, ma questa band in generale, sono fondamentali appunto per essere la redenzione appunto di Gal. Una redenzione a livello artistico, perché per tutta la carriera è stato ricordato per avvenimenti che poco avevano a che fare con la musica. Appunto lui inizia ad entrare nella scena musicale nei primi anni 90, dove fonda il gruppo appunto black metal norvegese Gorgoroth. E per quelli che erano quegli anni viene ricordato lui, ma non solo, anche altri, appunto Euronymous dei Mayhem, Burzum, per gli avvenimenti che sono legati all'inner circle appunto del black metal inner circle, di cui Euronymous ne era capo. Cosa faceva questo black metal inner circle? Diciamo è tristemente famoso, e in Italia il black metal è legato e collegato soprattutto a quello, per quell'incendio di chiese soprattutto che avvenivano in quegli anni e che aveva creato, diciamo, un ritorno al satanic panic negli anni 90, in cui tutto il mondo aveva riscoperto diciamo questa paura del satanismo nella musica, e soprattutto appunto nel black metal, che ne ha utilizzato e ne ha fatto uso del satanismo per diciamo allargare la propria fetta di pubblico e per creare maggiore scalpore. Per quanto poi la maggior parte degli aderenti a questo black metal inner circle non lo erano per niente satanisti, erano per la maggior parte legati a antiche religioni norrene, appunto come in questo brano. E diciamo Gal tra tutti è stato ricordato più per quello che è successo fuori dal palco e dallo studio di registrazione, che per quello che ne è successo dentro, oltre appunto ad essere legato alla scena del black metal inner circle. Ci sono appunto altri avvenimenti che ne hanno riguardato, soprattutto di aggressione, e quello più famoso, diciamo, intorno al 2005, dove un ladro entrò in casa sua e lui giustamente come reazione lo intrappolò in casa, lo legò a una sedia e lo seviziò per un'ora, e che gli costerà 1 anno e mezzo di galera. Diciamo sì, la persona è molto sul problematico, ma anche di aspetti diversi, ad esempio essere il primo omosessuale dichiarato nella scena black metal. E un po' tutto questo, diciamo, ne hanno allontanato diciamo la sua visione artistica e poi è anche filosofica che c'è dietro alla sua musica. E appunto questa band risulta ad essere la sua redenzione, perché finalmente è un progetto concentrato, è nato nel 2010 se non sbaglio, ogni album comunque collegato uno con l'altro, sono tutti dei concept album e parlano appunto di mitologia norrena, di mito norreno, che poi per Gal e per i componenti della band è il loro credo, è la loro religione, è la loro filosofia, appunto una visione del mondo che
vorrebbe riscoprire quei valori che c'erano nel mondo vichingo e norreno, quei valori di vita nella natura, di vissuta collegata al mondo naturale, dove le divinità sono gli spiriti delle foreste, sono elfi, sono tutte quelle creature che poi hanno creato un immaginario anche fantasy, ma che per loro è il loro credo, come per, diciamo, nel mondo cristiano lo è, può essere la resurrezione, la magia dei miracoli e così via. E finalmente Gal è riuscito a redimersi e a concentrare un progetto interamente sulla sua musica, dimostrando che non è solamente legato ai fatti di cronaca orribili avvenuti tra gli anni 90 e inizio dei 2000, ma che può essere, diciamo, può cercare un nuovo inizio con un progetto che sia interamente votato alla musica. E sicuramente questo qui è positivo, perché gli permette anche di mostrare quello che è la sua musica e la sua filosofia, e quindi sono contento per lui, da fan, diciamo, del black metal da quando sono ragazzo. Ho sempre considerato i Gorgoroth una band per il genere incredibile, magari non la mia preferita, ma comunque una delle migliori, e sono contento che sia riuscito a fare questa svolta e a poter essere orgoglioso di un progetto che riguardi solamente di musica. Ora purtroppo, carissimi ascoltatori, dobbiamo fare una breve pausa, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Ora andiamo con la terza canzone, o come se preferite, dato che siamo in tema di Halloween, con il terzo dei nostri racconti, e quindi andiamo con il rapper sardo Dubzen Step con la canzone Baba Yeka. Fa sempre un po' paura quando si fa sera, schiena curva, gli occhi grigi che contemplano l'ultima cena. Il vecchio accetta il suo destino, di buon grado il figlio deve suo malgrado uccidere il vecchio del parentado. È scritto sulle pietre in ogni storia popolare. Un tempo qua in Sardegna il figlio massacrava il padre. Un differente confine tra bene e un male in cui virtù e potere si tramandano in forma rituale. La ruota non esiste ancora, la civiltà è florida. L'antica Grecia la descrive a scanso di retorica. Un lato scuro radicato in ogni suo presidio, tra vita e morte nella terra del geronticidio, tra megaliti imponenti, tra l'antica Roma e l'alba dei tempi. Gli dei parlano in toni violenti. Sardus pater papaiti sono subalterno. Cristo non è ancora nato, quindi non mi manderà all'inferno. Si chiude il cerchio in fondo a una voragine, lascia che il fatto ti avvolga con ogni sua propagine. Del mondo non resterà traccia, non puoi prendere il destino al collo per schiaffeggiargli la faccia. Un padre non vorrebbe mai che il proprio figlio pianga, che sia l'erba velenosa in tasca di in mano una spranga. Ogni uomo sogna il proprio posto nel Valhalla. Il giovane si fa coraggio e prende il vecchio sulla spalla. La gola secca, la montagna pieca, la tua vita gioca a mosca cieca tra i sentieri della papaiecca. Gli ultimi istanti scanditi dai passi sul terreno, giunti sul posto il figlio inquieto ed il padre sereno. Una manciata d'erba dal sapore agonico contorce i loro lineamenti in un riso sardonico. Se per gli dei questo è l'amore tra le Pleiadi e l'orsa minore, dammi perdono e virtù senza rancore. Il primo colpo fece male, l'altro fu fatale, il cranio fracassato tra le risa disumane. Giù dal diruppo veglierò per sempre da lassù, Dio figlio adorato, un giorno il padre sarai tu. Si chiude il cerchio dentro una voragine, tre corpi senza vita in mezzo ai rovi alla voragine. Del mondo non resterà traccia, non puoi prendere il destino al collo per schiaffeggiargli la faccia. Oh, eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, e sono sicuro che questa volta
sono riuscito a stupirvi, perché è una storia popolare raccontata da un rapper. È una bella giocata da parte mia, mi faccio i complimenti da solo. Comunque, appunto, come avevi anticipato, questo è un racconto di un'antica storia che riguarda il folklore sardo, appunto il cammino appunto della Baba Yaga, che appunto deriva da dei termini sardi che derivano appunto dal babbo, cioè il padre, e Eka, che è un termine che si utilizza per il percorso. Ed appunto era questo macabro questa macabra usanza rituale che c'era nell'antica Sardegna ancora prima della conquista dei Romani, appunto. Addirittura datata dal 300 a.C. da uno storico greco, Timeo, e racconta appunto di questa antica tradizione sarda in cui una persona anziana, solitamente il padre di famiglia, quando diventava troppo vecchio per quelli che erano i standard della società dell'epoca, doveva compiere insieme al figlio questo macabro rituale, appunto percorrere questo sentiero che li portava sopra di un precipizio, e lì avveniva appunto il fulcro, il cuore del rituale, appunto al padre venivano somministrate queste erbe che gli facevano perdere la propria coscienza, insomma, o sveniva o comunque perdeva i sensi, e toccava al figlio prima ucciderlo e poi lanciarlo giù da questo dirupo. Appunto un'usanza dell'antica Sardegna in cui si liberava appunto del genitore non considerato più utile per la società. Diciamo che questa storia poi comunque ha un finale quantomeno positivo, perché poi appunto lo stesso Timeo racconta di come questo rituale poi andò a cadere in disuso, ed appunto era questa coppia, padre e figlio, non si sa bene se il figlio era solamente uno o erano più di uno, e appunto dopo il percorso fatto sul sentiero il padre chiese al figlio o ai figli di potersi riposare su una roccia prima prima che il gesto avvenga. E il figlio, stranito, chiede al padre come mai proprio quella roccia in maniera così specifica, e il padre poi dirà al figlio: questa qui è la roccia dove mio padre mi chiese di poter riposare prima appunto che io compiessi il gesto appunto di ucciderlo e di buttarlo giù dal precipizio. Il figlio, un po' per il dolore che stava provando di dover porre fine alla vita del padre, che ha la paura di essere un indomani lui lo stesso a subire quel destino, decide di risparmiare il padre, di portarlo indietro, di nasconderlo in casa e appunto di fargli salvare la vita. Poi verrà scoperto appunto che il suo padre in realtà è ancora vivo, e diciamo nel villaggio, invece di arrabbiarsi perché non è stata rispettata la tradizione, tanti altri giovani decidono di seguire l'esempio del ragazzo e appunto porre fine a questo macabro rituale di sangue. Una storia che oggi è più che una storia di folklore che le nonne magari raccontano ai nipoti, e che racconta un periodo della storia sarda, in questo caso davvero inquietante, davvero molto azzeccata per Halloween. Ora però non perdiamo tempo, dopo questa storia andiamo immediatamente
con la prossima, la quarta canzone, Quando l'ultimo se ne andrà, delle Pietre dei Giganti. La tempesta che spazza via è passata di qua. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che suonare un blues. Il lavoro che porta via sogni e felicità. Quanto ancora mi rimarrà, ancora rimane un perché. Guardi complicità, quando l'ultima se ne andrà, domanderò ancora un perché. Esser grato per ciò che fu è un rimpianto in più. Non lo so, mi ostinarò a chiedermi come mai. Nel silenzio della città mi tiro ancora su. Quanto ancora mi rimarrà per andare lontano da qui. E ancora una volta si riprenderà il ciclo perpetuo nella sua inesorabile accelerazione dell'infinito carnaio di anime e persone. Il mondo riprende il filo della sua indifferenza senza ascoltare il tombo della mia anima sorda, il mio pensiero di trame contorte. Voi presenti lo potete sentire, lo potete capire.
Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, e con il quarto pezzo, la quarta storia, scegliete voi, di questa puntata di Crossroads speciale di Halloween, passiamo dalla Sardegna alla Toscana, ma che potrebbe riguardare tranquillamente tutto il resto del paese, perché appunto che le Pietre dei Giganti, con questo loro ultimo album, Veti e Culti, passano, diciamo, da un album maggiormente incentrato a temi di occultismo ed esoterismo a un racconto più vivo e nitido della società, e lo fanno tornando indietro di quasi 100 anni, vedendo le analogie che c'erano tra il sud degli Stati Uniti, dove appunto stava emergendo il blues tra gli anni 20 e gli anni 30, e ne fanno una riproposizione moderna, appunto, dove si vanno a trattare i temi della fragilità della vita, della difficoltà della vita, di come l'ambiente ormai di campagna, quello agricolo, sia sempre più abbandonato e lasciato a se stesso per il trasferimento verso la città, dove c'è una critica appunto sulla società moderna, dove il lavoro ti distrugge fisicamente, ti distrugge a livello mentale, ti distrugge a livello fisico, e ti lascia quasi come un guscio vuoto. Ed ecco, le Pietre dei Giganti appunto fanno questo parallelismo con la figura di questo quasi viandante che nelle campagne fiorentine vede che ormai è rimasto da solo, vede che la gente sta lasciando le loro terre in cui hanno vissuto per centinaia di anni, per trasferirsi in città e per abbandonare la vita che hanno sempre vissuto. E diciamo qui c'è un riferimento molto forte anche a quelli che erano i temi soprattutto del blues del Delta, che appunto raccontava attraverso le figure retoriche di quella che era la vita quotidiana tra i campi e tutte le difficoltà appunto che ne conseguivano. Qui invece di raccontarne la vita nei campi, la vita di queste persone ex schiave, si racconta quello che viene paradossalmente visto come una specie di schiavismo moderno, appunto quello della società che va così veloce che si perde in quello che è il mondo incentrato quasi solamente sul lavoro, e di come ormai siamo tutti più o meno destinati a una vita di quasi solitudine. Appunto nel brano c'è appunto il riferimento: quando l'ultimo se ne andrà non ci resta che suonare un blues. E questa secondo me è una lotta proprio contro il vuoto interiore, una vita che ti spezza ed qui ti lascia solamente come un guscio vuoto che vagabonda in una terra ormai abbandonata, appunto come quelle che è il mondo rurale dell'Italia di oggi. Un bellissimo modo per modernizzare uno stile musicale ormai molto arcaico, ma che riprende vita in questo fantastico pezzo. E ora purtroppo, carissimi ascoltatori, non ci resta che andare con l'ultima canzone, appunto la canzone Occult Pleasure di The Devil and the Universe, che è il pezzo Crossroads di oggi. Silence on the canvas, on my skin.
was guided to where the path begins. Check ancient words through the power lies. Lost words made flesh, no evil disguise. Oh, call of pleasure, idle space, idle time. These pleasures linger, approaching divine. It is one of our cold pleasures, nothing's as it seems. Followed by the ether, a dance so divine. Embraces all cold pleasures, outer space, ion time. Oh, cold pleasures, idle space, idle time. These pleasures linger, approaching divine. As the dawn approaches, shadows retreat. Feeling the ground beneath our feet. Winds rain that breaks the night embrace. We'll linger in this quiet, sacred space. Oh, cold pleasures, idle space, idle time. These pleasures linger, approaching divine. Oh, cold pleasures, idle space, idle time. These pleasures linger, approaching divine. Ed eccoci tornati con il pezzo Crossroads della giornata. E appunto, dato che siamo alla vigilia di Halloween, non potevo che non chiudere con un pezzo che andava ad omaggiare grandi classici del cinema horror, appunto come The Rosemary Baby, appunto di Roman Polanski, con una canzone che appunto parla di temi legati al mondo del sovrannaturale e al mondo appunto dell'occulto. Questa canzone appunto è un omaggio totale da parte di questa band quello che è una visione cinematografica appunto dell'horror, che ha come tema appunto l'occulto, l'occultismo, il tema dei rituali, delle possessioni, ed appunto è un grandissimo omaggio appunto a questo genere di mondo. Ovviamente c'è un grandissimo apporto da parte della comparto musicale, della parte industrial soprattutto, che va a creare quasi un clima, un climax proprio di tensione, nel mentre che sembra quasi scandire il ritmo di un rituale esoterico fatto e finito. Appunto con questa band che ha voluto riprendere questo immaginario orrorifico e portarlo in musica, letteralmente quasi un prestito tra i vari tipi di arti, dalla quella figurativa a quella sonora. Ed è appunto
un brano che utilizza il suo essere così darkwave, così elettronico, per creare un clima di tensione e di mettere l'ascoltatore e farlo immergere in quello che è appunto il clima da rituale, appunto il clima da rituale da film dell'orrore. E secondo me questa qui era il modo migliore per poter concludere questa puntata, appunto, con una canzone che va a ricordare quelli che sono i grandi classici dell'horror, che sono perfettamente in tema con la serata di Halloween, e purtroppo il tempo a nostra disposizione è arrivato alla fine, quindi vi auguro ovviamente buon Halloween, e per chi è credente buona festa di tutti i santi e dei morti. Ovviamente vi ricordo che Crossroads tornerà giovedì prossimo dalle 3:30 alle 4:30, e che di lunedì seguirci con i Barbari Eleganti. Anche per oggi è tutto, e vi ricordo che qui su Radio Libertà la musica non muore mai.